Siamo al Bar Campo Palazzo Vecchio a Firenze, dove il Comune di Firenze ascolta le proposte della città. Qui abbiamo incontrato Salvo Mizzi di Telecom Italia e gli chiediamo che cosa è venuto a cercare al Bar Campo di Palazzo Vecchio. Intanto sono venuto a salutare Giuliano da Empoli, che è il nostro grande amico e con cui abbiamo organizzato le Venice Sessions che procedono. Esatto. E con cui abbiamo tanti discorsi in via di sviluppo. Mi sembra molto interessante questo esperimento, una giunta giovane con grande velocità, molta determinazione. Matteo Renzi che ha dichiarato che in società si debutta con un duello, non si debutta affatto, frase di Stendhal, dal rosso e il nero, che mi sembra interessante. Io sono venuto qui intanto per sentire, per ascoltare gli interventi, per capire cosa si sta muovendo in questa primavera fiorentina e anche per capire in che modo proseguire la nostra ricerca sui talenti, principalmente attraverso il progetto Working Capital, che è organizzato anche in una serie di bar camp, un roadshow lungo il territorio. Ne abbiamo appena finito uno a Torino un paio di giorni fa, con uno splendido intervento di Calabresi, il nuovo direttore della Stampa, che ha fatto delle lezioni molto serie, molto profonde e anche originali sui problemi dell'innovazione italiana. C'era il nostro presidente Galateri che ha anche raccontato la vision, la mission di Telecom Italia verso il futuro. E poi c'è Working Capital, che è un progetto che cresce. Siamo già arrivati a 5.000 aspiranti imprenditori iscritti, quasi 5.000 e oltre 200 business plan. Abbiamo annunciato i primi 5 progetti scelti da Working Capital, quindi le prime 5 start-up che partiranno proprio grazie a Working Capital, e ovviamente pensiamo che il progetto nel suo complesso, proprio per come è pensato, quindi attraverso lo strumento operativo dei contratti di incubazione, si riferisca in maniera molto precisa al tema dell'emersione dei talenti, che in Italia è un problema di lunga data. Quindi speriamo che anche qui a Firenze, magari organizzando insieme a questo gruppo così giovane e determinato, magari un prossimo bar camp, si possa fare tappa qui molto presto e proseguire il discorso che abbiamo iniziato. Grazie.